mio compito è soltanto quello di porgere il benvenuto a ciascuno di voi. Questo spettacolo nasce dalla interazione tra il centro studi Turi Bella, l'Anteas di Sicilia e gli amici dell'Università della Terza Età. E nella persona della professoressa Maria Bella desidero ringraziare i componenti, i soci del centro studi Turi Bella e naturalmente gli iscritti, è vero qui tra l'altro la persona ragguardevole, il dinamico regista Agostino Lapata, quindi nella sua persona, gli amici dell'Anteas di Sicilia, e il pensiero va non soltanto a Salvatore Mangiafico e a Di Pietro Salvatore, ma a voi che vi trovate in sala, gli amici dell'Università della Terza Età. Io voglio ringraziare anche coloro i quali prendono parte a questa lettura teatralizzata, come viene chiamata, ripeto, Salvatore Di Pietro, Roberto Lompardo, Salvatore Mangiafico, Loredana Randazzo, Nino Risuglia, Lucia Romano. Abbiamo qui anche Gino Cataldo, il regista, ripeto, e Agostino Lapata. Dopo le parole del padre, io voglio parlare non soltanto di religione, ma da un punto di vista culturale, quello che faremo questa sera. È una rappresentazione, una forma particolare di teatro, ed è in dialetto siciliano. Ora, ci sono gli studiosi storici dicono che la Sicilia nel periodo medievale, dopo lo splendore del mondo classico, la Sicilia si sia addormentata, perché appunto come la Camera Reginale consentiva alla città un tenore di vita molto attiva, ed era un momento storico singolare. Lo splendore di questa epoca si può ancora oggi vedere nelle belle costruzioni, nelle opere d'arte che si ammirano alla Sicilia, tra le altre cose anche il palazzo di questo abitato dalla famiglia dei Grandi, di cui al Museo Nazionale del Bellomo si conserva lo stemma di marmo con la banda trasversale, il leone e con la scritta Jacopo Facci Grandi. È un po' parecchio difficile, come ho detto, perché sia per il lessico, sia per la grafia, per la fonetica, per i vocali arcaici, e proprio per questo, con la mia rielaborazione, ho cercato di rimare alcuni vocaboli, di renderli più comprensibili, e piuttosto che fare una vera e propria rappresentazione teatrale, abbiamo voluto farne una lettura, alternando alla narrazione dei fatti in italiano con i dialoghi dei personaggi con i versi in dialetto siciliano. Abbiamo limitato al massimo i costumi, anche niente. La scenografia abbiamo cercato di farla soffrire con le immagini, con la musica, e quindi speriamo che così realizzato possiate almeno aver conosciuto un personaggio della vecchia Siracusa e anche del splendore non solo di Siracusa ma della cultura siciliana. Condannato a morti, ma non erano usati l'ebrei. A 18 fummi tutto in croci, riceviri a cubica l'eterna croce. 19 era ancora in croci, dissi la mace pediti la croce.
e vide nulla, ma c'è in tanti affanni, ma ci dissi adora Giovanni. Ed ebbero il suo corpo a Giuseppe perché lo seppellisse. Egli prese il Signore, lo lavò, lo avvolse in un sudario e lo mise nella sua tomba. I soldati rotolarono una grande pietra, poi tutti insieme la posero contro la porta del sepolcro. Vi posero 7 sigilli e piantata una tenda di davanti, montarono la guardia. Ora, nella notte, si produsse un gran calore ed essi videro la pietra che avevano appoggiato alla porta scottare e una luce accecante uscì fuori dal sepolcro. Il centurione, avendo visto quanto accaduto, si affrettò a recarsi dalla porta di là. Signore Pelato, se vi piace udite, zoppo cavericoli è tutta verità. E sono certo che mi crederete, e delle mie parole non mi ingannate, che zoppo vi dico, bello mi direte, non mi diria falso, certo siate. Gesù, lo quale fu morto in veritate, e ha resurresso, de certo siate. Io ti prometto che non camperai, se resti venuto avanti a mia, e di mia mano tu non scamperai, traditore, pieno di bugia. Non importa, malgrado dirai che hai fatto o dato a così sia. Ora vedi mia che mi ingannare, in tali mani mia non puoi scampare. Anche i giudei sono sbalorditi e si recano al sepolcro per accertarsi della venuta risurrezione del divino Messia. E constatato che il sepolcro era vuoto, andavano dicendo: era veramente il figlio di Dio. Ma ora Gesù con la sua morte aveva liberato tutta l'umanità dal peccato di Adamo ed Eva. E il risorto si reca all'inferno per liberare i giusti, i profeti e i santi dalle tenebre e portarli con sé in paradiso. Ma Satana ordinò ai suoi enti servitori di chiudere le porte di bronzo, sprangare i chiavistelli di ferro e non permettergli l'ingresso. E a tutti i diavoli che gli impediscono di entrare all'inferno, il risorto irato così risponde: aprite le porte al re della gloria, lo quale vinni con grande vittoria, e morendo io stesso vincio la morte. Perciò vi dico: aprite le porte. Intanto la moltitudine dei santi e i profeti con voce minacciosa gridarono: il ferro sozzo, vedilo aprire le tue porte, perché entri il re della gloria. Improvvisamente il Signore in forma umana entrò nell'inferno, illuminò le tenebre eterne e spezzò le catene indissolubili. Vedendo ciò, l'inferno, la morte, gli enti e crudeli servitori riconoscono nello splendore di una luce così grande il Cristo, Re di gloria. E il Signore
stendendo la mano, proclamò: venite da me, o tutti gli santi che siete a mia immagine e somiglianza, siete stati condannati a causa del legno di un albero del diavolo e della morte. Ecco, ora il diavolo condannato a causa del legno della croce e della mia morte. E subito tutti i santi furono riuniti sotto la mano del Signore. I patriarchi e i profeti commossi esprimono gratitudine per il sacrificio da lui compiuto a redenzione del genere umano. O sapienza, che da Dio veniste per liberarne dalla dannazione e carne umana per noi recipisti e sosteniste morte e passione. Le cui parole, più che pentimento per il suo peccato, esprimono gratitudine per la salvezza. Signore, io sono Adamo, primo parente, e chi sta Eva che tu creasti? Ma noi passammo il tuo comandamento, e tu con paradiso ne cacciaste, e ora ne riscattaste glorioso, spannisti il tuo sangue prezioso. Ridentore di un mondo, o alta voce, uomo verace e figlio di Dio, l'uguale spadisse morte sopra la luce, per sbrugliare il peccato mio. Oh glorioso Dio, Signore benigno, di quanta grazia tu mi hai fatto Dio. Anche gli altri si accostano al Redentore, i profeti, per testimoniare che Noi profitammo della tua venuta, grazie a Dio ogni cosa è adempiuta. i giusti, tra cui Elia, che testimonia la divinità di Gesù. Io già ti visti e tu mi parlasti, e insieme a Mosè da 10 anni, quando a Monte Tabor mi chiamaste, presente Pietro, Giacomo e Giovanni. Ed infine, mentre tutti ascendono in paradiso, anche Adamo ed Eva ottengono il perdono e Adamo indica ad Eva il paradiso terrestre, dove erano stati creati in uno stato di felicità e immortalità perdute, per colpa della loro disubbidienza, e glorificano il Signore per l'avvenuta redenzione dal peccato. Ecco il luogo onde fui creato, e tu mi fusti data in compagnia. Chi tu eri il fungo, tale fu pietà, e io lo mangiai, e fu la morte mia. Ogni dannoso morso canchillo, tutto continuo di portare morte. O Eva, tu che acquisti il mio puntiglio, perché io uomo, oh mamma la forti. Ma tu, Signore, mai entrerai,
sempre tutto nuovo, sia glorificato. Alleluia, 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 La domenica di Buon Mattino, Maria Santissima, Maria Maddalena e Giovanni, l'amato discepolo, si avviano verso il sepolcro e, disperati, invocano Dio. Oh, Dio basse, come facevo senza l'umasso che ha venuto da me? Lo nostro dolore a voi lo diciamo, in quale loco suave potremo. Le donne, raccolte nel grave lutto che le ha colpite, piangendo, perché per paura dei giudei, il giorno in cui è stato crocifisso, non avevano potuto piangere e battersi il petto, e avrebbero potuto farlo sulla sua donna, portando a termine le grazie di essere Figlio, figliuzzo mio, figlio, eterna luce, e da croce prima inchianasti, e ora lo sepolcro figlio commigliato. Anima dolce, Gesù dolce, cent'asti anni, dopo le chiacchiere, lacrime belle, ed ospitali, alla lazza Maddalena vuole procurarsi prestamente gli unguenti per cospargere il corpo di Gesù. Ma la madre di Dio non vuole essere lasciata sola e Maddalena la conforta, affidandola alle cure di Giovanni, a cui Gesù stesso l'ha affidata. Vaio e torno l'unguento, per untare sul suo corpo santo. Vaio dallo speciale monumento, lascio Giovanni a comportare il suo pianto. Questi lamenti, queste implorazioni delle donne giungono alle orecchie di uno speziale che si incuriosisce
e commosso dalle loro parole le invita ad entrare nella sua bottega. Cosa queste penne volente? E qualunque cosa possa servire? Prega, donne, che voi mi diciate e che piangete sia amaramente e per ventura so come cercate vi possa dare consigli. Io sono presente, il Giamiro molto amareggiati da una cosa simile assai dolente. Venite alla potia e accettate Roberto colori rivoltati. Per amore, vi prego, mi decide la ragione delle vostre gambe. Maddalena racconta della sepoltura e dell'intento di comprare degli unguenti nel corpo del maestro morto. E offre in pagamento l'unica cosa che ha, il suo velo. Figlia tu velo, che non dai denare, chi alti muraie non tu poter murare. Vindemi l'unghietto a virtù speciale, che lo corpo di Cristo purisse di mare. Lo speziale rifiuta ogni compenso e condividendo il loro dolore dona gli oli per ungere il corpo di Cristo, decantandone i benefici effetti. E te con Dio, che sogno ben paiato, di avere un unguento immacolato, che per tal corpo ogni cosa è indicato. E le donne si avviano verso il luogo della sepoltura e si chiedono come potranno delle femminelle, come potranno fare a levare la pesante pietra che sigilla il sepolcro. Ma giunte sull'uomo trovarono una tomba aperta, a levare. Le donne si avviano verso il luogo della sepoltura e si chiedono come potranno delle femminelle, come potranno fare a levare la pesante pietra che sigilla il sepolcro. Ma giunte sull'uomo trovarono una tomba aperta, si avvicinarono per guardare e videro là, seduto in mezzo alla tomba, un giovane bellissimo, vestito di una veste splendida, che le invitava a farsi avanti, senza paura. Ditemi, donne, che cosa cercate? Perché venite a questa sepoltura, lo corpo non c'è più, non vi scattate. Illo è risuscitato alla monura. Si allontanano, sbigottive, incredule, pensano che il corpo di Cristo sia stato rubato. Quando vedono da lontano avvicinarsi un contadino, si rivolgono a lui nella speranza di avere risposte. Oh, fulano, chi stasse il corpo? Chi disse coprisse questo corpo morto? Ti prio, per Dio, se lo pigliaste e tu mi dici un non portaste. Io sogno un solano che stai a zappare e non mi impiccio di corpo pigliare. Con noi son te. Ci aiutiamo con lui,
Signore della vita era moto a trionfare. Qui si chiude la sacra rappresentazione fatta per Lidio, poeta laureato, Marco di Grandi, la città di Siracusa in Sicilia. Come avete sentito dall'introduzione di Don Francesco, dalla presentazione di Maria, questa presentazione si deve all'impegno, alla cultura, alla dedizione, a tutto quello che lei si porta Alessandro, che è figlio di Enrico Bella, che sarà capace di individuarla, renderla nella condizione che abbiamo potuto seguirla, che veramente sarebbe stato difficile poterlo fare se non ci fosse stato l'adattamento di Maria, che prego di venire qui, alla quale adesso però voglio che lei ci dice chiamare uno per uno. Appunto perché voglio ringraziare personalmente per l'impegno e per loro che hanno fatto in questa occasione. E allora stiamo cominciando con i due apostoli, la rappresentante sono stati apostoli, Carrero Salvatore Angelino e Salvatore di Pietro. Però riuscire a mettere assieme, cercare di dare una funzione di gruppo per le persone che sono esperte di dato, che poi devono anche suscitare video di armonia, tutto questo va come merito la regista Agostino Fatti. Che senza loro in una pari non siamo nella condizione di poter presentare poi. Quindi grande impegno di Vivo Amica. Soprattutto io tengo ad evidenziare la generosità, la disponibilità, la cortesia, l'amabilità di Don Francesco